Bentornati a un nuovo appuntamento con Mezzogiorno Italia, oggi dal Castello Ducale di Marigliano. Siamo in provincia di Napoli, questo posto è uno dei luoghi del cuore del FAI, ma ne parleremo tra pochissimo. Cominciamo il nostro viaggio tra le regioni del sud, restando proprio in Campania perché qui c'è un'eccellenza nel campo della robotica. Napoli non è soltanto il paese del sole e del mare, ma è anche la città della robotica. L'Università Federico II ospita il Prisma Lab diretta dal professor Bruno Siciliano, che lo scorso maggio ha vinto l'Engelberger Award, che è l'Oscar della robotica. Sì, questo è stato un riconoscimento personale, però in realtà è un riconoscimento di 35 anni di attività di ricerca che abbiamo portato avanti qui al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia dell'Informazione della Federico II. Prisma Lab è nato per progetti di robotica industriale, di servizio, meccatronica e automazione. Questo è il settore della robotica aerea per applicazioni di ispezione e manutenzione. Il bello della robotica è che oltre alla percezione visuale dell'occhio, questi droni hanno anche dei bracci di manipolazione. Quindi l'idea è quella di realizzare una mano volante per fare dei compiti che per esempio possono essere per l'uomo pericolosi, rischiosi o comunque molto dispendiosi. Quali sono gli ambiti di ricerca su cui state lavorando al Prisma Lab? L'altro settore classico nel quale appunto siamo cresciuti è quello della cosiddetta robotica industriale, della manifattura intelligente e della logistica, in cui l'elemento chiave è il cobot, cioè il robot cooperativo, il robot cooperante che può condividere in sicurezza l'ambiente di lavoro con l'essere umano. La terza area di interesse è quella della robotica per la salute. Quindi pensiamo a un contesto medico, quale quello chirurgico oppure quello riabilitativo. Quindi da un lato noi vogliamo aumentare la percezione sensoriale di un chirurgo estendendola da quella visuale anche a quella tattile. Nella riabilitazione c'è uno scenario molto affascinante della robotica che è quello non solo delle protesi ma anche quello dei robot indossabili, dei cosiddetti esoscheletri, come supporto ergonomico per ridurre il rischio dell'insorgere di disturbi muscoloscheletrici in tutti coloro che fanno un lavoro manuale. Un altro dei grandi problemi della robotica è quello etico. Come risolverlo? Grazie a questa tecnologia noi potremo andare verso una nuova forma di umanesimo tecnologico in cui l'essere umano, avendo una tecnologia di supporto, potrà esprimere al meglio quella che poi è la propria creatività. Uno dei sogni è quello di realizzare un personal robot. Quando è che ci sarà il personal robot? Quando i nostri millennial, i nostri ragazzi nati nel terzo millennio, riusciranno a utilizzare un robot in maniera intuitiva alla stessa stregua con cui oggi prendono uno smartphone, un tablet, senza conoscere il manuale di istruzione, lo accendono e capiscono come funziona. Il nostro ex allievo è stato assunto alla Boston Dynamics a aprile 2019. Quando lui è andato a fare il colloquio di assunzione, c'è la hall della Boston Dynamics in cui c'è una mega foto riprodotta in cui ci sono 10-12 robotici che in qualche modo hanno scritto la storia della robotica e nella foto ha visto anche il suo professore, c'ero anch'io nella foto.